È la prova della Santa Alleanza. Vecchi e nuovi boss della provincia agrigentina che avrebbero stretto un accordo con i padrini della provincia di Palermo per controllare il territorio e imporre il pizzo alle imprese anche su mega opere pubbliche come il rigassificatore di Porto Empedocle. Non è un caso che nel covo di Favara, dove nell'ottobre del 2010 venne arrestato il capomafia Gerlandino Messina di Porto Empedocle, fu rinvenuto un pizzino nel quale era scritto che nessuno metta mano senza il mio benestare. Questa notte l'operazione Icaro della squadra mobili di Palermo e Agrigento. In manette 13 persone, 6 in carcere, 3 ai domiciliari e 4 sottoposte all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Complessivamente sono 34 le persone indagate. Si tratta di nuovi capi delle famiglie di Agrigento e Porto Empedocle, rispettivamente Antonino Iacono, detto Giardinisi, 61 anni, e Francesco Messina, 58. Ai domiciliari è andato uno dei patriarchi della mafia della provincia, Pietro Campo di Santa Margherita Belice, che negli ultimi mesi aveva intrattenuto frequenti contatti con i boss di Corleone. Le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Maurizio Scalia e dai sostituti Rita Fulandelli ed Emanuele Ravaglioli hanno svelato i tentativi dei boss di imporre il pizzo a una delle ditte che si sta occupando dei lavori edili per la realizzazione del rigassificatore di Porto Empedocle. Le cosche avevano provato a estorcere denaro anche a un'azienda di trasporti che gestisce alcune imbarcazioni sulla tratta Porto Empedocle-Lampedusa. Le intercettazioni della polizia hanno svelato un clima pesante per gli operatori economici della provincia agrigentina. I boss puntano non solo al pizzo ma anche al controllo delle aziende. Fra i clan delle due province poi correvano diversi affari. La squadra mobile di Palermo, diretta da Rodolfo Ruperti, e quella di Agrigento, guidata da Giovanni Minardi, hanno tracciato una mappa aggiornata del pizzo. Il racket non ha risparmiato neanche le attività di ristrutturazione degli alloggi popolari. Tra gli arrestati Giuseppe Piccillo, uomo di fiducia di Iacono e accusato di aver organizzato alcuni summit fra esponenti dei clan, avrebbe anche messo a segno alcuni atti intimidatori finalizzati alla raccolta del pizzo. Francesco Capizzi e Francesco Tarantino, ritenuti organici alla famiglia mafiosa di Porto Empedocle e persone di fiducia di Francesco Messina, anche loro avrebbero realizzato diversi attentati in alcuni cantieri edili della provincia. Della famiglia di Porto Empedocle avrebbe fatto parte anche Gioacchino Cimino, eccoli, mentre gli arrestati escono dalla questura agrigentina. È il 28 settembre 2013 quando agenti della squadra mobile di Agrigento piombano nella zona industriale di Porto Empedocle. L'ordine arriva dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo e consiste nel sequestro di una parte dell'area all'interno del cantiere del costruendo rigassificatore, un'opera da 650 milioni di euro al centro di polemiche e scontri. A firmare lo stop ai lavori dell'impianto sono i PM antimafia Rita Fulantelli, Emanuele Rovaioli e Geri Ferrara. Contestualmente vengono notificate informazioni di garanzia nei confronti di 2 funzionari della società Nuove Energie del gruppo Enel, che ha realizzato il progetto e che ha in cura i lavori. I 2 sono sottoposti ad indagine per il reato di frode pubblica nella fornitura di materiali con l'aggravante di aver favorito la mafia. In pratica il capocantiere di una impresa a cui sono state affidate alcune opere in subappalto sarebbe un esponente della famiglia mafiosa di Porto Empedocle. La zona interessata al sequestro è quella dove è conferito e stoccato il materiale pietroso, il cui utilizzo è previsto sia per il compattamento del suolo sia per la realizzazione della scogliera posta a protezione del terminale di rigassificazione. Nel corso dell'ispezione al cantiere concluso, come detto con il sequestro, gli agenti della mobile hanno acquisito documentazione cartacea relativa alle forniture del materiale pietroso ed anche al sequestro di vari campioni di roccia sottoposti ad analisi da parte del consulente tecnico nominato dalla stessa DDA di Palermo. Un'opera, il rigassificatore da oltre 650 milioni di euro sulla quale Cosa Nostra ha messo le mani. E non a caso uno dei pizzini trovati nel rifugio Covo di via Stati Uniti a Favara, dove è stato arrestato il capomafia empedoclino Gerlandino Messina il 20 ottobre 2010, si riferiva al rigassificatore, che nessuno metta mano senza il mio benestare, ordinava il boss.